Positivi i riscontri arrivati da tante parti sull'inaugurazione dell'hub vaccinale al villaggio Mosè. Tra questi quelli del vicepresidente dell'ARS, onorevole Roberto Di Mauro, che ritiene la giornata di ieri fondamentale per dare assistenza ai cittadini e garantire una decisa accelerazione alla lotta al Covid-19. Per Di Mauro aver aperto un hub provinciale è un deciso passo in avanti nella battaglia a questo male invisibile e letale che da più di un anno blocca le nostre vite. Un impegno straordinario del governo, in particolar modo dell'assessore e di tutto il gruppo dirigente dell'assessorato alla sanità. Siamo in linea con le aspettative e per quanto ci riguarda l'interesse nostro è quello di rendere un servizio con urgenza al territorio siciliano, la salvaguardia della salute. Per fortuna qui le condizioni sono più ottimali rispetto al resto d'Italia e speriamo di uscircene nel più breve tempo possibile. La concertazione istituzionale tra Regione, Ente Parco, ASP e la Protezione Civile ha dato ovviamente un risultato concreto e darà uno slancio alle vaccinazioni. Siamo al 7° hub vaccinale inaugurato, dopo quelli più grandi, ma questa è una bellissima struttura che viene valorizzata. Questo hub contiene 48 postazioni e consentirà di fare fino a 4.000 vaccinazioni al giorno, vaccini permettendo. Fa parte di un programma di 9 hub vaccinali voluti dal governo regionale, dal presidente Musumeci e dall'assessore Razza, per aumentare in modo straordinario la capacità di vaccinazione della regione in modo da poter vaccinare tutti i siciliani entro l'estate. Questo è il mandato che è stato dato dalla Protezione Civile regionale un mese fa e che abbiamo adempiuto con il 7° centro, mercoledì l'inaugurazione anche di Trapani. È una struttura importante, molto bella e penso che sarà determinante per sconfiggere questa pandemia. Solo i vaccini possono sconfiggere la pandemia, al di là di tutto ciò che sta succedendo oggi, su cui comunque bisogna fare degli accertamenti per il dolore provocato appunto alle vittime e alle famiglie delle vittime. Il Palacongressi, una struttura spaziosa e funzionale, è già attrezzata per garantire livelli di sicurezza e di assistenza con 42 postazioni che nel giro di poco tempo a regime permetterà fino a 4.000 vaccinazioni al giorno. Oltre al personale medico all'interno dell'ASP ci sono dei volontari che sicuramente parteciperanno. Noi come ordine dei medici siamo pronti a collaborare alla riuscita di questo momento di speranza, perché solo così si può uscire dalla pandemia con una vaccinazione di massa. Noi siamo pronti a collaborare con l'ASP, ma già l'ASP, devo dire... I medici di famiglia saranno coinvolti? I medici di famiglia saranno coinvolti. L'8 marzo hanno stilato l'accordo con l'assessore della sanità e quindi a breve ci saranno tutte le... operativamente quello che devono fare. Il problema è solo uno, il numero di vaccini. La strozzatura non è nella distribuzione, ma la strozzatura è nel numero di vaccini, che sono pochi quelli che arrivano.